Buongiorno a tutti amici, vi salutiamo già col fiatone con una nuova corsa. Guardate sempre dove siamo e che temperature fa. Ci sono 10 gradi e non smette di piovere, ma noi non smettiamo di correre. Siamo quasi sulla costa e stasera credo che visiteremo o domani mattina Etretat, la Costa d'Alabastro. Buongiorno anche alla Rita. Buongiorno, ci sono anch'io. Ragazzi, ho filmato il buongiorno, 2 minuti di corsa e poi niente, noi ne abbiamo fatto 40 minuti col vento, freddo, 10 gradi, non ho più filmato niente, ero troppo concentrato. Comunque sono rientrato, Rita nel frattempo si è preparata, Davide poi dopo la corsa ha finito di studiare e adesso finalmente stiamo andando ad Etretat per vedere queste famose falesie di alabastro. Prima però, mentre correvo, ho visto un paesetto e ho visto una panetteria. Andiamo a comprare il pane buono. Pane buono e dolci, amici, pane buono e dolci. È che non possiamo mangiare sempre dolci, ingrassiamo. Ci troviamo a Ronde de Paix, una panetteria. E la ville? La ville Saint-Jouin-Bruneval. Bene, la facciamo pronunciare a lui che parla sicuramente molto meglio di me il francese. E di qua. Sì. Bene, pane buono, ci vediamo ragazzi. 10 minuti e ci parcheggiamo probabilmente in un'area sosta a 13 euro. È l'unico parcheggio possibile per poi andare a visitare queste falesi. Ci sono sbarre e divieti dappertutto a Etretat. È strano perché un posto così dovrebbe accoglierci proprio per far vedere le sue bellezze. Vedete, ci sono 2 parcheggi, a destra c'è già la sbarra, 2,10 metri e a sinistra un altro parcheggio sempre con la sbarra. Dobbiamo riuscire a lasciare il camper da qualsiasi parte per poter visitare le falesie. Etretat è diventata una cosa spaventosa, peggio della Costa Smeralda. Ci sono migliaia e migliaia di macchine in un piccolissimo paesetto, dappertutto. Hanno messo le sbarre dappertutto e c'è un camping e un'area sosta strapieni. Ma noi poi vogliamo fare una ripresa, vogliamo farvelo vedere e andare via, non voglio neanche dormire, quindi pagare 15 euro magari per rimanere un'ora. Perciò ho parcheggiato un po' lontano e con Dado andiamo a vedere questa costa facendoci una passeggiata. Noi l'abbiamo già visto, ma proprio per questo motivo che vi vogliamo portare, perché è bellissimo. Ovviamente questi posti noi avendoli già visitati saremmo andati dritti, ma ci teniamo troppo a farveli vedere perché ci seguite col cuore, ci seguono amici, ci seguono parenti, ci seguono semplicemente delle persone che sono affezionate a noi, che vi siete affezionati a noi e noi in qualche modo cerchiamo di sdebitarci e di regalarvi qualche bella immagine, il nostro modo di darvi il nostro affetto. Abbiamo trovato un posticino dove fermarci e pranzare. Bello, è un bel prato in cunetta e birretta. Mamma mia, il pane che ho comprato stamattina quanto è buono. Ah, Dado, Molto buono. Pranzato e adesso riprendiamo il nostro cammino. la nostra missione La nostra mission. è una missione. Ci vorranno 3 ore, 2 ore di camminata, 2 ore e mezzo, ma teniamo duro. Tra un po' siamo al centro del paese e la spiaggia, così vi facciamo vedere l'oceano. Siamo quasi praticamente di fronte alla prima città inglese dell'Inghilterra.
Siamo quasi arrivati in spiaggia, ma poi vi facciamo vedere anche il centro città. Eccoci nella spiaggia di Etretat e qua iniziamo a vedere la scogliera d'alabastro. Quanta gente che sale e quanta gente in questa cittadina oggi, assurdo. Questo è il lungomare con tutti i localini, ma prevalentemente credo che si mangi panini, hot dog, vedete, frutti di mare anche forse. Comunque, e questa è la super spiaggia di Etretat, guardate che bella. Noi dobbiamo salire lì su perché lì su ci sono queste famose falesi e guardate che meraviglia. È una spiaggia di ciottoli. Qua invece si inizia a parlare di ristoranti. Prima era solo hot dog. Ristoranti ci vorranno per mangiare qua a Etretat di fronte al mare 100 euro a persona. Ma noi col nostro super paninetto, dato ce ne freghiamo. Veniamo molto meno. Niente. Eravamo stati un inverno di 5 anni fa qui. Non c'era nessuno, infatti avevamo potuto anche parcheggiare dove volevamo. Oggi è strapieno di gente. È uscito il sole, c'è anche caldo finalmente, che bello. Quindi prima vi facciamo vedere la spiaggia di ciottoli e poi andiamo dall'altra parte per farvi vedere le falesi. Di nuovo al mare, amici, non lo vedevamo da molto tempo, molto tempo. Mi viene voglia di farmi un bagno. Già deve essere poco freddo. Ma quanto tempo! Siamo partiti dalla Spagna a fine visita. Quando abbiamo fatto la visita, Dado? La visita forse era i primi di aprile. Siamo a maggio, un mese che non vediamo il mare. Forse proprio un mese esatto. Volete un fiorellino marittimo? Piano piano dobbiamo salire lì su. Andiamo. Oggi facciamo 20.000 passi insieme. Giunti al primo osservatorio. Primo step. Lo dico io perché è il fiatone. Sì, primo step. Dopo la corsa di 40-45 minuti di stamattina ci stiamo facendo anche questa pazzia. Vabbè, questo è il primo step, il primo osservatorio, come ha detto Davide. Etretat davanti, carina, tutta grigia. È una spiaggia stupenda. Siamo giunti al secondo osservatorio e qui ho il fiatone anch'io. Che sei vecchio. Sì. Credo di sì. Adesso abbiamo preso una stradina per andare verso sinistra rispetto a dove eravamo e facciamo volare il drone. Proviamo a far volare il drone.
riprendiamo la missione. Ragazzi, spettacolo assoluto, sarete tutti d'accordo con me. Adesso vi chiedo una cosa: bloccate il video, mettetelo in pausa e schiacciate il like. Se vi è piaciuta questa dronata, schiacciate il like. Il posto è uno dei più belli d'Europa. Un like me lo merito. Il tastino con il mi piacino in su. Con il pollicione in su. You lay in the sheets, you hold on to me like I'm already gone, and whisper your words like secrets written in an old moleskin. Dado, missione compiuta. Ho parzialmente compiuta. Bisogna ritornare qui. Però dico parzialmente compiuta. Sì. È stato bello, abbiamo camminato tanto, potevamo fare qualche dronatina in più, ma è sempre rischioso. Chi troppo vuole, La stringe. guardate le nostre solite passeggiate, dove finiamo ogni volta. Dove finiamo ogni volta. Siamo in mezzo ai campi. You straighten my shirt, wearing the skirt that my mother gave to you. I come up behind you and kiss on the side of your neck of you. Turn off the lights, the stars in the sky are turning so clear. And without the words, Sì, dovevamo portarne di più per questa missione. just as sincere. No, mi bevo la bottiglia di succo. But something's not right. Something ain't right. Oh, something ain't right. Something ain't right. Ci siamo quasi, abbiamo lasciato i campi e rivediamo un po' di civiltà. Oggi tra la corsa di stamattina e questa passeggiata Dado pensa che abbiamo fatto tipo 12 km. Con i piedi a pezzi, poi non ho le scarpe giuste. Comunque siamo quasi al camper. Taking a breath, like taking yourself. Grazie per questa missione. Grazie per avermi portato. Questo porta a mamma. Ah, no! Okay, almost the same, but I know I'm not here. Something ain't right. Ok. E con Etretat si saluta anche la Francia, amici. Entriamo in Belgio, andiamo verso Bruges, poi visiteremo un'altra città, forse si chiama Gand, e poi Anversa. E comunque da Etretat 4 ore di camper dobbiamo fare, 400 km più o meno. Io ho già fatto un quarto d'ora. In 2 giorni rifacciamo tutti. Ho chiesto a Rita se ci fosse qualcosa di imperdibile prima di lasciare la Francia, perché stiamo puntando al Belgio. E hai trovato? Ho trovato questo paesetto dove c'è una spettacolare chiesa, Notre Dame, una delle più grandi basiliche di Francia. C'è anche la casa di Giulio Verne proprio vicino e anche un museo bellissimo di archeologia, pittura e scultura. Vediamo se ne abbiamo voglia. Adesso facciamo un po' di autostrada. Sono stanchissimo, abbiamo fatto un'oretta e basta delle 4 totali e ci parcheggiamo. Oggi ho viaggiato troppo a piedi. 12 minuti e c'è un'area sosta in una cittadina.
Abbiamo visto un distributore più o meno economico, facciamo il pieno, 1,69 euro. In Francia è già un buon prezzo. Micro paesetto, eppure ha la sua area sosta camper. Mi fanno ridere perché non so perché le mettano, cioè forse per farli conoscere, sperano che poi qualcuno come noi arrivi e magari spende 2 soldi in un ristorante o in una piccola bottega, chissà. Perché non c'è proprio nulla, guardate, questa è la strada principale, case destra e sinistra e basta, non c'è nient'altro. Beh, dopo tutta la camminata di oggi, uno sgarro me lo faccio subito. Dolcetto con noci, cioccolato e poi abbiamo un bel babà. Buono. Vi abbiamo fatto vedere la costa e le falesie d'alabastro, ma anche questo polletto mica scherza. È un bel panorama. Sì, non ci posso fare una dronata, ma vi assicuro che è uno spettacolo altrettanto maestoso. Tremenda, credo sia la costa più bella francese a livello di spiagge, credo, ho letto qualcosa che è molto rinomata, infatti era strapieno di gente. Comunque ci sediamo, bicchierozzo di vino, polletto e poi ci vediamo domani mattina. Eh sì, Merita, vabbè, però era proprio bella la costa, eh? Tu Rita la dovrei ancora vedere perché niente, l'avevi già vista, avevi delle cose da fare, quindi siamo attivi e dato. Sì, l'avevo già vista ed è meravigliosa, sì. Finiamo di apparecchiare? Sì, muoviamoci. Vamos. Scuola terminata, adesso ci spostiamo. Buongiorno perché non l'abbiamo detto. E andiamo via da Cieres. Buongiorno amici, come ha detto Davide, ci spostiamo. Eravamo parcheggiati tutta la mattina qui e abbiamo dormito qui solo per la scuola sua. Adesso possiamo continuare il viaggio verso il Belgio. Credo che entreremo in Belgio forse domani. Adesso stiamo andando a Lilla, che è al confine con il Belgio, ci vogliono 2 ore e 51 minuti. l'1:15, piccolo pit stop durante il tragitto in strada, in autostrada, però non a pagamento per fortuna. Oggi impiego 17 minuti in più, però non pago pedaggi. E magari 17 minuti in più, ma non pago 50 euro di autostrada, cioè devo fare 300 km o anche di più di 50 euro. Comunque Rita ci prepara salmone, la coda del salmone, la parte finale mi piace molto. Io compro sempre quella perché ha meno spine. La spelliamo. Ah sì? Sì, io lo spello. E poi 2 spaghetti, non lo so cosa devi fare. Poi volevo fare il risotto alla milanese, vediamo. Ok. Poi un riposino perché stanotte ha suonato il freestyle alle 4 del mattino, mi sono svegliato, ha risuonato alle 5, non ho più dormito insomma dalle 4, ragazzi, sono stanco, ho lavorato eccetera. Quindi riposino e poi prosegue il viaggio. Mi piacerebbe, ma non ce la facciamo a entrare in Belgio oggi, probabilmente domani mattina, dopo la scuola di Davide. Piccole aree sosta durante il percorso. Sempre natura spettacolare, tremenda, una vegetazione assurda, tavoli, panche e la spazzatura ovunque. C'è freddo, adesso c'è parecchio freddo, non si sta bene neanche in felpa, ci vuole il giubbotto. Passaggio successivo, brodo, avvicino.
Questo lo giro il riso. Sì, sì. Il liquido si amalgama proprio bene. Eccolo qua. Ti rendi conto? Una piccolissima bustina di... Bellissimo, mia madre lo faceva. Lo faceva proprio lei. C'è un lavoro Aveva i incredibile fiori, dietro. sì, c'è un lavoro incredibile, bisogna farli seccare. Ma poi anche Puoi da non ne togliere- ricavi niente sì. da ogni. Questa piccolissima polverina adesso lo fa diventare completamente giallo.